Buonasera amici appassionati di futsal, benvenuti allo spettacolo del Palamazzalovo da Udino Baggio per Roblox. Oggi la marca Futsal, padrone di casa, ospita il DBS Miane, reduce da uno scoppiettante 10-4. Arriva il fischio d'inizio, il direttore di gara Ecci larga tutto, cerca l'1-2 che si chiude al lato. Eccic si avvicina a Murador, poi prosegue di tacco per il compagno Nikolic, lui se l'ha rimessa laterale, scucchiaiare subito per Garbuio, si coordina. Sciabani va in profondità, servito, Sciabani chiude troppo ma era pronto Bresolin. Torresana lascia lì d'esterno anche il compagno, anche il pivot ti sponda, Torresan palo. Sciabani, ruletta, Murador si accentra, lo salta Murador, pronto Bresolin. Bottega, il tocco dietro, Erragi si accentra, è partito Bottega servito tra le linee, Bottega si gira, 1-0 marca, si sblocca la sfida al Palamazzalovo. Murador trova Grishai di fronte a Bresolin, non passa. Gatto a cercare la spizzata di testa che arriva, sempre prontissimo al posto giusto. Murador vuole l'1-2, non lo tiene ma lo segue Erragi. Murador, Bresolin, tappin vincente, è il capitano Gudedi a fare l'1-1 per la squadra ospite, il Miane la pareggia. Ecco per Braccaro che va dentro, Marchiori a un soffio. Dietro da Fornasier, che ha spazio, Fornasier carica la conclusione, Gatto si oppone. Va incontro Milovanovic, servito. 1-2, tutto solo, Milovanovic può andare anche in mezzo. A terra Milovanovic si accentra. Milovanovic va via, lascia il compito ad Eccic. Serve Milovanovic, una finta, dentro! Se l'è perso la difesa e ne ha approfittato in classe 96. Sciabani porta in vantaggio il Miane. Da Nicoli sulla destra, Nicoli la controlla, ci prova. Erragi, invece è servito fuori Bottega, poi la sponda di petto, messa dentro da Nicoli. Erragi aveva già insultato anche il pub. Bottega la protegge con il fisico, entra in area, Bottega palla dentro, autogol. Lo sfortunato vicecapitano Grishai la mette nella porta sbagliata. Cic di fronte a Bresolin, inizia a uscire lentamente dalla porta. Eccic, Bresolin con la mano destra, dietro da Eccic e col mancino fa volare Bresolin. Non c'è fallo su Bottega, si lamenta anche il pubblico. Dentro Grishai e prende il legno della porta difesa. Eccic dentro, sbaglia, riparte quindi la marca. Garbuio, libero Nicoli, 3-2 marca, esattamente a 5:46 dal termine, esplode il Palamazzalovo. Eccic si accentra col mancino, Eccic non trattiene Bresolin, poi sì. Garbuio che lo protegge, si è liberato, in mezzo Torresan, 4-2, lo stop ad evitare l'intervento di Gatto e poi lo salta, tutto solo. Iaia fuori, Fraccaro l'allarga, Fraccaro la rivuole, Fraccaro ancora Gatto, umana lunga per Garbuio, la protegge di fisico, Garbuio se ne va sulla destra, Garbuio dentro di nuovo da umana, tutto solo e spreca il possibile 5-2. Grishai, parte il numero 11, esce Bresolin, Grishai e questa volta sì, lo mette a segno il Miane, 4-3. E suona la sirena, termina qui l'incontro tra due squadre che hanno messo tutto in campo, grinta, cuore e gambe. Alla fine a spuntarla è la squadra di casa, la marca Futsal passa per 4-3 sul DBS Miane.